Quello che vedete è un ladro molto motivato perché come potete vedere insiste molto per tutta la durata della ripresa. La ripresa è di questa mattina, questa notte, durante la telecamera registra dopo le 4:30 del mattino ed è su una strada, infatti si vede qualche auto passare praticamente, ma lui evidentemente o è abituato o non ha nulla da perdere. Comunque è, come potete vedere, mascherato e quindi non si può capire chi è esattamente. Purtroppo questi eventi stanno continuando a colpire. Questa volta il ladro non è riuscito a entrare perché evidentemente il serramento era, diciamo, robusto. Purtroppo la qualità delle immagini non è il massimo perché appunto non è facilmente distinguibile, anche se c'è un momento che si abbassa un attimo la maschera, insomma, la copertura che ha sul volto. Però se le immagini fossero state più di maggior qualità sarebbe stato più sicuro. Da quel che sappiamo, questa attività che è in una via vicinissima a Via Alga e non ha ancora formalizzato una denuncia, invitiamo a fare le denunce perché anche se ci rendiamo conto benissimo che è un fastidio e a volte può sembrare una perdita di tempo, ma non c'è altro strumento, bisogna fare queste denunce. Nel caso, questo qui sembrerebbe dalle immagini che abbia le mani libere e quindi ci dovrebbero essere anche le impronte digitali, quindi adesso onestamente non sappiamo se già hanno avvisato le forze dell'ordine, sembrerebbe di no per il momento, al momento della segnalazione che ci stanno facendo. Ve la riproponiamo invitandovi appunto a formalizzare le denunce e a segnalare alle forze dell'ordine quando c'è qualcosa. Tra l'altro sulla strada, ripetiamo, passavano delle auto, è una strada dove passano le auto e si vede proprio che qualche auto è passata. Questo negozio non è sul piano terra, è un po' rialzato e quindi forse è un po' più difficile da notare, però ma niente, speriamo bene, non c'è altro da dire. Secondo Chioggia Ortomercato del Veneto, i dati forniti dalla Coldiretti l'indomani della festa del ringraziamento per quanto riguarda il radicchio non trovano conferma. Coldiretti affermava infatti che la produzione sta subendo una diminuzione del 40%, ma i conferimenti al mercato di Brondolo stanno segnalando per questa fase iniziale della produzione, che va da fine agosto a tutto ottobre, un incremento del 6,15% rispetto allo scorso anno. L'amministratore di Ortomercato, Giuseppe Boscolo Palo, ha evidenziato che certamente i cambiamenti climatici stanno influenzando le rese produttive, ma il confronto dovrebbe essere fatto in maniera più dettagliata. Dal 2019, oltre ai fenomeni atmosferici negativi, hanno influito certamente anche le condizioni climatiche avverse e il lockdown imposto dalla pandemia. Palo fa notare anche la crisi della coltura, evidenziata dall'Osservatorio del Sistema Regionale dei Radicchi e Strategie di Sviluppo e manifestata da riduzioni della superficie coltivata soprattutto nelle aree dedite al radicchio di Chioggia. Secondo Palo, l'osservatorio dovrebbe analizzare una raccolta di dati capillare per tipologia di radicchio, sia per capire l'incidenza dei fenomeni atmosferici che per rendersi conto dell'effettivo costo di produzione, lievitato enormemente negli ultimi 3 anni a causa di vari fattori.
I conti fatti da Coldiretti e quindi il calo del 40%, se ritenuto valido, farebbe aumentare il costo alla produzione ad 88 centesimi al chilo, rendendo nettamente insufficienti i 40 o 50 centesimi battuti alle aste del mercato, insufficienti anche per i produttori che si avvalgono dei contratti sul campo, nonostante, bypassando il mercato, riescano ad essere inferiori, non mettendo in conto, per concordarsi sul prezzo, anche dell'incidenza della variabile climatica tra i tanti fattori. Una variabile sempre più importante. In via Vespucci al Civico 130, sabato 14 ottobre, apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari, Android ed Apple e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351 683 7940. Fortemente voluto da le imprese, da coloro i quali lavorano sul turismo, sul commercio, relativamente a dei dubbi e delle perplessità che speriamo di dipanare, anzi che sicuramente verranno dipanate dai nostri relatori. Una buona affluenza di operatori nel settore turistico è intervenuta questa mattina all'Hotel Bristol a Sottomarina all'incontro organizzato dall'Ente Bilaterale Veneto Friuli Venezia Giulia di Confesercenti. Il tema trattato d'altronde è stato molto attuale, interessante ed è stato importante affrontarlo in quanto privacy e gestione dei dati si muovono in un ambito che è indispensabile soprattutto nelle strutture ricettive, ma non solo, ma da trattare e proteggere con attenzione. L'hackeraggio dei sistemi informatici aziendali e la sottrazione degli stessi dati entra in ambiti molto complessi, anche legali. La stessa Cecilia De Panz, vicepresidente dell'ente, ha voluto raccontare durante il suo intervento un aneddoto sulla facilità di entrare in un sistema non protetto adeguatamente e di sottrarre i dati. Come affrontare il rischio informatico? C'era l'avvocato, c'erano un sacco di esperti, alla fine è intervenuto uno che poi l'abbiamo definito, perché l'avevamo invitato apposta, un hacker che lavorava per le imprese. Bene, lui in 3 minuti, eravamo all'interno di un albergo, aveva recuperato i dati di tutti i cellulari, di tutti i computer, di tutti i presenti. E dopo come? La maggior parte non aveva, era qualche anno fa, non aveva password o la più semplice, perciò facilmente craccabile. Hanno collaborato alla buona riuscita del seminario il Consorzio di Promozione Lidi di Chioggia, presente con la sua presidente Elena Boscolonata, e l'Associazione Albergatori, presente con il presidente Giuliano Boscolo. I relatori, la dottoressa Ilaria Dalla Rosa, il dottor Davide Simionato e il dottor Emanuele Masiero, hanno poi dato informazioni utili, non sempre scontate, ai presenti, rendendoli più consapevoli dell'importanza dei dati della clientela non solo ai fini organizzativi, ma anche per poter condurre campagne marketing mirate e soddisfacenti, sempre nel rispetto del volere dell'ospite o del cliente finale. In definitiva, una piccola considerazione è stata fatta. Cos'è la privacy e cos'è la protezione dei dati? Mettiamo in pasto al pubblico, sui social, talmente tanto della nostra vita privata che parlare di privacy sembra ormai essere anacronistico. Ma proteggere i dati, non diffonderli e non venderli ad aziende che ne abbiano un tornaconto è ben altra cosa. A Novità Dolce e Salato in Viale Veneto a Sottomarina, tra le specialità di Chioggia il venerdì trovi anche le golosità portate da Napoli, dalle 1000 varianti di Bossolà al Casatiello, dai panini nostrani ai formati campani, panini ricchi e gustosi con ingredienti della cucina campana e tante specialità, non solo salato ma anche tanti dolci gustosi con ingredienti speciali, golosi rulli farciti e gustosi torroni. Novità Dolce e Salato è aperto tutti i giorni, anche la domenica mattina, ma il sabato sera dalle 9 alla mezzanotte potrai gustare ciambelle e brioche calde in tanti e tanti gusti diversi. Sembra che segnalazioni da giorni vengano inviate da parte dei lavoratori al Comune di Venezia per il malfunzionamento del riscaldamento nelle stanze del nido baracca, chiedendo anche un intervento di manutenzione che avrebbe constatato uno stato dei termosifoni non più idoneo.
Quest'oggi sono intervenuti anche i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed è stata inviata segnalazione alle autorità sanitarie. Le temperature all'interno dei locali raggiungono i 16 gradi. L'inadeguatezza dell'impianto era stato segnalato anche quest'estate, informa FPCGL ad Ames, la società controllata del comune, con tanto di descrizione puntuale sulle varie criticità, redatta dal rappresentante alla sicurezza. Si tratta, affermano, di una grave negligenza di cui non si è colta l'importanza, prosegue FPCGL, di cui ora ne stanno facendo le spese i lavoratori del comune, quelli di Ames e i bambini, che ora vivono una situazione di disagio, costretti anche a fare la nanna coperti con doppie felpe e calzini. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.